Allacciate il grembiule, parte Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Ben ritrovati qui con noi su Radio.0. Oggi inizio lanciandovi un'idea: avere tutti i migliori prodotti del Friuli Venezia Giulia riuniti in un'unica scatola in questo caso. Questa è l'idea lanciata dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Io sono insieme al direttore Andrea Lugo. Riunire la qualità del nostro territorio, i nostri prodotti attraverso anche i vostri associati e riceverli direttamente a casa grazie al sito fattoriefriulane.it. Andrea. Sì, è proprio così, hai sintetizzato molto bene. Questo è un progetto che è partito ancora 1 anno e mezzo fa e finalmente siamo arrivati a concretizzarlo. Abbiamo voluto dare un'opportunità in più ai nostri soci allevatori per quanto riguarda la vendita dei loro prodotti trasformati e per questo abbiamo realizzato questa piattaforma di e-commerce dove c'è una vetrina che rappresenta tutti i produttori aderenti con la loro storia, dei contenuti e quant'altro e soprattutto i prodotti che loro commercializzano. E a questo abbiamo aggiunto anche una sezione legata ai territori perché oltre a far conoscere e rendere visibili le produzioni e le eccellenze della nostra regione Friuli Venezia Giulia fuori dai nostri confini regionali, vogliamo anche trasferire quelle che sono le peculiarità del nostro territorio appunto a tutto il territorio nazionale e anche fuori confine. Grandi eccellenze, anche perché tutto questo parte da una specie di problema, chiamiamolo così, quello che magari noi vogliamo avere tantissimi prodotti tutti da gustare insieme perché no, fare una bella cena, fare un bel incontro al gusto Friuli Venezia Giulia, ma ordinando i vari prodotti dalle varie anche aziende magari non arrivano tutti insieme, magari uno arriva prima, arriva dopo, invece in questo modo potremmo averli tutti riuniti in questa bellissima scatola che noi al momento abbiamo anche qui vicino a noi. Ci saranno 2 versioni, una scatola piccola e una scatola grande, tutte con questo nuovo marchio Fattorie Friulane, e quindi noi potremo scegliere dall'e-commerce cosa vogliamo gustare questa sera e poi riceverlo direttamente a casa. Sì, esatto, è proprio così. Diciamo che l'associazione allevatori si fa carico di tutta una serie di adempimenti che i singoli allevatori probabilmente avrebbero fatto fatica a esperire, per cui ci occupiamo della ricezione degli ordini, dello stoccaggio prima di tutto in magazzino dei vari prodotti, della composizione del pacco, della spedizione e quindi anche dell'incasso e della retrocessione ai nostri allevatori della loro vendita in sostanza. Un processo che diciamo fatto di più passi, perché noi magari ricevendo il prodotto direttamente a casa non capiamo tutto quello che c'è dietro, ma questo è veramente un viaggio che il prodotto compie dal produttore, addirittura dall'allevatore, per arrivare poi sulle nostre tavole. La domanda clou naturalmente: cosa potremmo trovare in questa prima parte di questo progetto che, ricordiamolo, è pronto a partire con i primi ordini dal 24 di novembre, quindi avete tempo già per andare sul sito fattoriefriulane.it e iniziare a scoprire la piattaforma per poi ricevere i primi ordini a partire da fine mese. Quindi sarà una bella preparazione anche al Natale. Se volete fare un bel pasto a base di Friuli Venezia Giulia, questo è il modo giusto di iniziare, di fare questo viaggio insieme all'Associazione Allevatori. Ma cosa potremo trovare? Potremmo trovare un po' tutti i prodotti e le eccellenze del nostro territorio, nel senso che noi non ci siamo fermati e limitati ai prodotti dei nostri soci allevatori, perché sennò voleva dire offrire solo formaggi e salumi, saccati e quant'altro. Per cui abbiamo coinvolto anche aziende sempre del territorio per quanto riguarda il vino, la birra, l'olio e il miele. Insomma, abbiamo cercato di ampliare il più possibile la gamma dei prodotti offerti in modo che appunto l'acquirente e il consumatore trovi un po' una varietà piuttosto ampia di prodotti della nostra regione Friuli Venezia Giulia. E quindi noi siamo pronti anche ad andare a scoprire di più direttamente sul sito. Poi il bello di trovare le aziende che creano questa squadra, insomma, all'interno di fattoriefriulane.it fa vedere proprio che c'è voglia di far vivere il territorio anche attraverso il gusto. Sì, senz'altro. Una cosa da sottolineare: inizialmente partiremo per una distribuzione all'interno del nostro territorio nazionale, ma il progetto e l'obiettivo è quello di uscire anche dai confini nazionali, quindi per vendere anche all'estero tramite la piattaforma dell'e-commerce. Prime caratteristiche tecniche: anche le spese di spedizione saranno gratuite per gli ordini oltre i 49 euro, quindi se volete iniziare a scoprire le aziende che sono iscritte a questa piattaforma andate direttamente sul sito, e poi se qualcuno anche vuole entrare a far parte della vostra famiglia fattoriefriulane.it ricordiamo che c'è sempre il modo di farlo. Sì, sicuramente noi siamo partiti con uno zoccolo piuttosto importante di una 60ina di imprenditori, ma ovviamente siamo
consapevoli, siamo fiduciosi che questi numeri si incrementeranno in poco tempo. Se riusciamo a raggiungere un centinaio, che questo è il primo obiettivo che ci siamo posti di imprese, abbiamo veramente fatto centro. E allora che dire, andiamo a scoprire tutto il gusto, fattoriefriulane.it, non mancate, entrate anche voi in questa bella famiglia fatta di eccellenze, fatta di grande qualità, grazie ad Andrea Lugo, grazie all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per portarci a scoprire le peculiarità, le eccellenze appunto del nostro territorio. Non vediamo l'ora di vivere il gusto targato Friuli Venezia Giulia, targato Fattorie Friulane. Bene, grazie. Radio Chef, sfida all'ultima.